Siete stati dentro? Io sono appena arrivato, quindi no, non ho visto l'allenamento. Non ha visto niente? Sono appena arrivato. Ma quando è arrivato lei? Appena adesso. Adesso è arrivato. E da quanto tempo? Adesso. Ah, ora? Mezz'ora fa. E come ha visto l'allenamento? Non l'ho visto, non sono entrato. Ah, non è entrato. E come mai non è entrato? Ancora. Gente di Maro, eccoci qua. Terza puntata di Gente di Maro, io sono Andrea di Alici come prima e questo è il canale di Calcio Napoli 24. Oh Greca, Calcio Napoli 24. Oggi abbiamo provato a mettere un po' in difficoltà i tifosi. Viene un mago e dice: il Napoli quest'anno vince la Champions. Ok. Però i tuoi figli diventano juventini. No. Lei accetta o non accetta? No, non accetto proprio. È una domanda troppo difficile. No, ma amore di. No, mai. Assolutamente no. Mai una cosa che. Niente c'è. Figlio juventino non si accetta. Ma i miei figli juventini non potranno mai essere, li sopprimo come il Conte Ugolino. No. Ho 3 figli maschi e una femmina. La femmina ho sempre detto: guarda, portami tutto in casa, ma non mi portare un tifoso juventino che io non l'accetto. Cioè, mio figlio che è fidanzato con una ragazza e il papà è juventino. E mi dice: papà, quando entri in casa di mio suocero c'ho un quadro con tutta la squadra della Juve. Madonna mia, ho detto: guarda, secondo me la famiglia, la fidanzata, dove la vengo a conoscere solo in chiesa. A casa sua non ci vengo. Poi abbiamo dirottato il discorso su domande più piccanti. Viene la fidanzata bellissima di un calciatore del Napoli e vuole proprio te. Tu che fai? Sei la moglie di Lobotka, sì. Fidanzati di Lobotka che è tanta roba. Non gliela se no se ne va magari. Per me i giocatori del Napoli sono intoccabili, quindi mi dispiace, piuttosto me lo taglio. Le occasioni capitano una volta nella vita e quindi ce l'amo via. Le mogli dei giocatori non si toccano. Mi prendo i soldi e vado via. Noi tifosi dei napoletani ne facciamo sti spurchizzi. Quella di Spinazzola non è male. Ah, io ti dico una cosa, ho un figlio che si chiama Emanuele in onore di Emanuele Calaiò. I giocatori del Napoli sono miei amici, quindi mai tradire un amico, mai. Chiedi scusa a Spinazzola. Leo, scusami, però ci sta. Ci vado per perché poi si arriva al Napoli. È l'occasione che fai, dacci sfuggire, no? Quelli sono grossi i calciatori del Napoli. Vabbè, può essere capite che ne so, uno come a Mazzocchi o qualcosa più bassino. Ah no, Mazzocchi Dovato. Sa di sì. Ma spazio anche ai pareri femminili. Qual è il giocatore del Napoli più bello? McTominay! Di Lorenzo. Raspadori per me. Di Lorenzo. Team Lukaku. Mio marito lo tradisco solo con Anghissà. Ci può stare. No, secondo me il mister Antonio Conte. McTominay. Scott. Sì. Misura e qualità. Che è alto e biondo. Delle gambe veramente straordinarie. Belle muscolose, dure. Niente da dire. È fantastico, è una statua, è bravo, forte, è bello, è un modello. Pure di Lorenzo. Pure Di Lorenzo dice la sua. Sì. Il fondoschiena di Lukaku, ragazzi, è il numero 1. È un bel Luca culo. Esatto. Lukaku, c'è veramente un bel 16, come si dice a Napoli. E cioè? Un mazz. Nel pomeriggio c'è stata la presentazione ufficiale di De Bruyne e fuori al teatro di Di Maro c'erano un sacco di tifosi ad aspettarlo. Lo stavo aspettando di là e lui è uscito di qua, ma non fa niente, va bene lo stesso. Purtroppo niente. Non ci ha salutato? È andato via. Perché Però non non fa ci ha niente. salutato? E a proposito di De Bruyne, È un po' sottotono De Bruyne fisicamente, o è arrivato diciamo un po' sovrappeso, poi vediamo in avanti. che consiglio gli daresti per rimettersi in forma? Io non lo so perché sinceramente mi voto proprio. Deve chiamare molto di più e poi si mette tutto bello in linea. De Bru, mangia poca mozzarella, mangia poca pizza e fide sicuramente dimagrisce. E per concludere parliamo finalmente un po' di calcio. Il Napoli ha fatto già 5 acquisti. Secondo te manca ancora qualcosa? Sì, manca Antani perché secondo me con Antani che col super pomatoso con lo scappellamento doppio a destra si potrebbe fare qualcosa di buono. A noi adesso ci manca un secondo portiere forte. Tutti i meriti a Meret perché io sono un pazzo di Meret. Io penso che ci vuole un rinforzo in porta. Vogliamo lanciare un appello al presidente. Carius non costa assai. Portiamola a Napoli e ci garantiamo Diletta Leotta con le bellezze di Napoli per un anno. Manca qualcosa sul centrocampo. E ci manca qualcuno sulla fascia di Lang, il nuovo acquisto che abbiamo preso, quindi ce ne vuole un altro. Se prenderebbe Grandoi, secondo me andiamo a piedi tutti quanti a Lourdes. Siccome si è complicato Ndoi, pare si sia inserito il Nottingham Forest. Si Sì. parla di Chiesa. Ma io sarei felicissimo perché Chiesa veramente è un grande giocatore. È troppo debole, è sempre infortunato. Secondo me ha già dato tutto ed è troppo facile all'infortunio. La Chiesa preferisco Ndoi a questo punto. Chiesa sì, potrebbe fare a caso nostro, comunque torna in Italia, già conosce il campionato, quindi Poi lo vedo carico, cattivo, più di Ndoye. potrebbe dare la giusta carica a questa squadra che è abbastanza completa ad oggi. Però non parliamo ancora, vediamo quello che arriva. Fino alla fine di agosto c'è tempo per gestire ancora il campionato. Ma possiamo già essere molto molto soddisfatti. Come mai questo copricapo maglietta? Che vada qua. Il mellone? Bravo, melone, che fa ma brucio.
Questo guaglione praticamente ha detto, sai cosa c'è? Io metto a sveglia e 6, quando sono a sveglia, io mi e vado a cavare. Spiegami un po' qual è il piano del tuo amico. Riposarsi e godersi l'allenamento. No, fammi un per favore. Mamma mia. Ti sei appena svegliato. No, ma mi stavo addormentando proprio un po'. Ma mica ti ho svegliato io. Sì, ma c'è stato tu. Ci stanno 40.000 persone qua fuori da giusto. 40.000 gradi, sto morendo, mamma mia. C'è il problema che il mio cane se gli alza la gamba gli fa una pipì e si rinfresca.